Maurizio Mangione, oltre che parroco della Chiesa della Madonna dell'Itria, è parroco della Madonna della Grazia Lontana, una chiesetta che si trova appena fuori Favara, piccolissima. Intanto già il nome di questa chiesa dice tanto. Questa chiesa viene così chiamata dai bavaresi come Grazia Lontana proprio perché siamo all'uscita della città di Favara, ma c'è una grande devozione, la gente invoca Maria con il titolo Madonna delle Grazie. A me, quando il vescovo mi assegnò la chiesa dell'Itria e quindi come parroco gestisco anche questa piccola chiesetta fuori paese, venendo a fare l'atto di affidamento alla Madonna, perché tutti mi parlarono ed ero curioso proprio di venire, mi colpì guardando la Madonna che è diversa da tutte le altre statue, e mi spiego meglio. Mi colpì vedere il bambinello con il capo poggiato sul petto della madre, ma la sua manina si aggrappa al pollice della Madonna e mi colpì questo atto di tenerezza, di affidamento di Gesù bambino nei confronti della Madonna. Il popolo favarese fa così, veramente è un popolo che si lascia prendere dalle mani della Madonna e si abbandona con fede a questa tenera mamma che viene invocata in questi giorni che sono qua alla Grazia Lontana, perché siamo tutta la giornata aperti, dalla mattina, dalle 7:30 già, essendoci le scuole qui vicino, c'è un pellegrinaggio di bambini, di ragazzi, di mamme che accompagnano i figli, ma per tutta la giornata è così. Dicevo, è un continuo ascoltare gente che invoca la Madonna per avere dei figli, chi vive situazioni di separazioni dalla coppia, chi ha un tumore. Proprio oggi noi pregheremo e stiamo pregando per gli ammalati oncologici. Abbiamo voluto dedicare una giornata di adorazione già da stamattina dalle 9 che abbiamo messo Gesù esposto e stasera nella messa daremo anche l'unzione degli infermi agli ammalati e pregheremo anche per le famiglie che assistono i propri cari che vivono la situazione con la realtà della malattia. È bello vedere questa gente devota, è bello vedere questa gente che vive affidandosi alla Madonna e il mese di maggio è proprio questo, riconoscere Maria come questa madre tenerissima che ci vuole portare a Gesù. E oggi il mondo ha bisogno veramente di ritornare a Gesù, perché più ci allontaniamo da Lui e più ci rendiamo conto di quanta cattiveria emerge fuori. Se ognuno di noi porterà, ecco, il suo cuore a questa tenera madre, credo che le cose potranno migliorare. E noi chiediamo veramente in questo momento particolare della storia che ci sia la pace nel mondo, che ci sia la pace nelle famiglie e anche la pace nei nostri cuori. Don Maurizio, una cosa, questa chiesa è aperta durante il mese di maggio, come diceva, tutto il giorno, però anche nel corso dell'altro periodo in cui è chiusa, voi trovate testimonianze di presenze quotidiane che vengono anche a chiesa chiusa a chiedere grazie e a pregare. Sì, sì, qui ogni mattina dietro i cancelli troviamo ceri che vengono accesi, troviamo fiori, troviamo dei fiocchi per chi ha partorito un bambino o una bambina e quindi vengono a portare oggetti devozionali qui alla Madonnina. È una Madonna che attira e credo che una mamma veramente vuole questo, vuole che i suoi figli ritornino a lei. La Madonna accoglie tutti e il popolo favarese mi sto rendendo conto che veramente è legato a questa chiesetta, è una calamita che attira, ma più che calamita è la Madonna che richiama i figli al suo figlio Gesù.